Lo sport ora, il Mantova batte la Reggiana tra gli applausi. Ecco le immagini delle amichevoli di ieri, vediamo. E la Reggiana è caput. Riprendendo una vecchia pubblicità, per i campanilisti biancorossi la vittoria di ieri del Mantova contro gli emiliani è sicuramente una bella notizia. Lasciando da parte antiche rivalse, i 1000 tifosi che sono usciti ieri dal Martelli possono ritenersi soddisfatti anche sotto l'aspetto del gioco. Il Mantova sta continuamente crescendo con alcune importanti conferme. Franchi, Spinale e Colonetti viaggiano anche troppo, che è una meraviglia. Stesso discorso anche per il giovane Fonte, che dopo aver impressionato nel ruolo di esterno sinistro basso contro il Sassuolo ha ricevuto applausi a scena aperta dopo la sua prova al centro della difesa. In attacco Del Sante si è mosso bene, ma è ancora al 30%, mentre il resto dei giovani sta crescendo, anche se deve ancora prendere la necessaria confidenza con la categoria. Il match è stato gradevole nel primo tempo, meno nella ripresa. Il Mantova ha messo in luce le sue caratteristiche, ovvero di squadra aggressiva sui portatori di palla, veloce nelle ripartenze con Spinale collante e preziosissimo per gli esterni alti. La Reggiana ha fatto sicuramente di più sotto l'aspetto del possesso palla, ma alla fine le azioni create dai Granata sono state pochissime. Il Mantova ha risolto il match con una clamorosa autorete e si è resa pericolosa colpendo anche una traversa con Franchi. La cronaca: il Mantova passa subito. All'8° Franchi scodella un buon pallone al centro, Sperotto anticipa Colonetti ma spedisce l'incrocio. Del Sante si fa vedere al 21° con una conclusione centrale e fallisce subito dopo il gol con un clamoroso errore di testa a 2 passi dal portiere. Franchi è scatenato e si ripete subito dopo quando Maschio, buona la sua partita, lo imbecca in area e con un delizioso colpo sotto scheggia la traversa, divertendosi poi al 29° con un'ubriacante serpentina in area. Nella ripresa la Reggiana ha cercato con più convinzione il pareggio, prima con un colpo di testa di Rezzic al 5° e poi con una conclusione al 13° di Stefani respinta dall'ottimo Portesi. Dopo cambi e ricambi il tempo si è chiuso con un paio di numeri dell'incontenibile Franchi da applausi. Domani si chiude il precampionato con il clou. Al Martelli ore 20:30 scende il Chievo di Mimmo Di Carlo. Inutile presentarlo.